amici amanti del futsal di Serie B, buon pomeriggio in diretta dalla TM Arena di Tombolo. Stiamo per assistere alla gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B, Girone B. Si affrontano la TM Gran Giorgione alla vostra destra in maglia bianca e il Miti Vicinalis in maglia rossa. Partita molto importante per la classifica che vede 6 squadre lottare nelle parti basse, con il Vicinalis fanalino di coda ma con una gara in meno rispetto alle dirette attuali contendenti. Derby trevigiano dunque dal pronostico incerto, e a maggior ragione vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulla pagina Facebook della TM Gran Giorgione, che trasmette nel nuovissimo canale YouTube Futsal Veneto TV. Arbitreranno l'incontro il signor Paolo Milardi di Pescara, Mirel Iordache di Vasto e Matteo Fosser di Vicenza al crono. Alla riprese, al commento, alla regia, Dominique Zanettin, Enrico Guidotti e Michele Di Giambattista. Squadre radunate attorno ai rispettivi allenatori. Diamo la lettura delle formazioni delle squadre. Miti Vicinalis presenta col numero 1 Gabriel Franceschetta, col 3 Luca Martin, col 4 Riccardo Franceschini, col 5 Alessandro Bardini, con il 6 Mudu Wade, con il 7 Daniele Zigari, con l'8 Mattia Casagrande, col 9 Samuele Tommasin, col 10 Victor Lahiaki, con l'11 Fatmir Osmani, col 20 Edoardo Peruzzetto, col 22 Diego Mesa De Crescenzo, col 25 Fabio Bettiol Celotti, mister Emiliano Marin, capitano Mesa De Crescenzo. Squadre già in campo, la TM Gran Giorgione, numero 1 Davide Prosdocimi, numero 2 Jonathan Gastaldi, numero 5 Francesco De Vivo, col numero 6 Leonardo Silva De Oliveira, col numero 8 Dionisio Garcia André, col 9 Mattia Vettore, col 10 Ajub Tilal, col 11 Flamingo Jata, con il 20 Nicolò Baron, col 22 Mattia Guidolin, con il 24 Steven Daniel Zannoni, col 25 Gianmarco Massarotto, mister Thomas Bragagnolo, capitano Davide Prosdocimi. La gara ha avuto inizio, buon futsal a tutti. Manovra la sfera la squadra di casa della TM Gran Giorgione, che si presenta sulla fascia destra con uno scambio ravvicinato, l'intervento difensivo, poi di forza, Vettore va a conquistare il pallone, il tiro, il gol, l'ultimo tocco, il tiro di Tilal. Ha segnato il numero 9 Mattia Vettore. Sul tiro di Tilal c'è la deviazione vincente di Vettore, 1-0 TM. Ha fatto moltissimo Ayub Tilal, ma Vettore ha dato il tocco decisivo, quindi 1-0 TM, gol di Mattia Vettore. Nemmeno un minuto è passato di questa gara appunto valevole per la 17ª giornata. Il vantaggio, ora c'è subito però la controffensiva della Miti Vicinalis con un tiro di Lahaie dalla parte sinistra del campo. Ora va alla battuta di una rimessa laterale. Manovra nella fase difensiva la formazione del Miti Vicinalis, ruba la palla Tilal che si invola, prova la conclusione ma viene fermato. Il nuovo tiro da fuori di Garcia André, parato da Gabriel Franceschet, numero 1 del Miti Vicinalis. Ora la formazione di Vazzola si riporta in avanti, manovra sfera Lahaie che cerca un compagno libero, serve sulla sinistra
Poi un pallone al centro, c'è un fallo, c'è il fallo del TM Gran Giorgione, il calcio di punizione per il Vicinalis, posizione interessante, 9 metri centrali dalla porta difesa da Davide Prosdocimi. Si prepara la battuta il numero 10 Victor Lahaye, che chiama la distanza che c'è, anzi chiede ai suoi compagni di disporsi in modo che lui possa effettuare la giocata. Wade sulla destra, il tiro di prima intenzione, la parata, la doppia parata di Prosdocimi, prima di piede, poi sul secondo tiro di Lahaye Prosdocimi ha bloccato la sfera sul petto. Passaggio sbagliato, era troppo in avanti in questa occasione Garcia André rispetto al passaggio di Tilal, quindi pallone fuori, riparte il Vicinalis. Miti Vicinalis che ha 8 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi con 32 gol fatti e 62 subiti. TM più in su, 12 punti, 4 vittorie, 11 sconfitte, 41 gol fatti, 77 subiti, 42 gol fatti, visto che c'è questo gol di Mattia Vettore che abbiamo già segnato sul taccuino per l'1-0 della TM Gran Giorgione. Garcia André dall'altra parte per Tilal, servito Zannoni. Garcia André si porta bene il pallone verso il centro, poi la sfera viene fermata dalla difesa del Miti Vicinalis, lotta Lahaye e riesce comunque in qualche modo a riconquistare questo pallone. Ora Lahaye che smista sulla sinistra, probabilmente ci sarà un cambio ora sulla destra, ma c'è l'intervento di Tilal che viene fermato fallosamente da Zigari, Daniele Zigari, commette fallo su Ayub Tilal. Calcio di punizione per la TM Gran Giorgione. 3 minuti scarsi di gara. 1-0 per la formazione di casa. Garcia André, Zannoni dialogano da una parte all'altra del campo, dentro la propria metà campo i giocatori della TM schierati in 3. Zannoni, Vettore, cerca la fuga Vettore, interviene in seconda battuta Lahaye, riconquista la sfera, serve un pallone difficile da controllare per il numero 6 Wade, che comunque ha ancora il possesso, lo dà all'indietro al portiere che è il numero 22 Mesa De Crescenzo, non Franceschetto, quindi in porta il capitano Diego Mesa De Crescenzo. Tilal, Garcia André ha un po' di spazio sulla sinistra ma ora è ben controllato, quindi preferisce dare all'indietro a Zannoni che gli ridà la sfera. Zannoni, controllo di suola, il passaggio incrociato per Garcia André che va al tiro, la palla si impenna, poi tocca il piede destro di Wade e termina in rimessa laterale in zona d'attacco. Per questa azione veloce, questa soluzione semplice da palla inattiva, con il tocco di Zannoni che si alza sopra la traversa. In avanti ora il Miti Vicinalis. Wade porta un po' a spasso il pallone, lo dà a Lahaye, cerca di servire al centro, l'intervento della difesa, l'ultimo tocco della TM, rimessa in gioco Vicinalis. Quattro minuti e 28 nel corso del primo tempo, 1-0, gol di Vettore dopo appena 30 secondi di gara. Pallone intercettato da Tilal che si invola sulla fascia sinistra, supera 2 avversari, cerca di portarsi verso il centro, subisce fallo, calcio di punizione
per la TM il fallo del Vicinalis, calcio di punizione dal limite dell'area, posizione però decisamente decentrata rispetto alla porta. Situazione falli 2-1, pallone fuori, il tiro di Baron, fermato di piatto, messo però in rimessa laterale. Proverà ancora Baron a giocare questa sfera, cambia fronte di gioco, Garcia André, Baron, sfugge il pallone a Baron. Nicolò Baron era sicuro di aver controllato quel pallone, ma gli è sfuggito fuori. Pressing del TM Gran Giorgione, si prolunga l'azione difensiva del Vicinalis prima di superare la metà campo. Ora la metà campo è stata superata, c'è il tentativo di passaggio verticale di La Haye all'indietro per Bardini, ritorna sulla TM, Bardini supera un avversario ma poi viene contrastato, rimessa in gioco Vicinalis. La battuta Alessandro Bardini per Victor La Haye. Ora sulla destra Daniele Zigari va al tiro, il tiro però viene effettuato dopo che il pallone è uscito dalla linea nera che delimita lateralmente il campo. Rimessa in gioco TM, Baron per Zannoni, Garcia André, tenta la fuga Garcia André, lo anticipa, prima con il corpo, poi controlla la sfera Bardini che rimette in gioco. Ancora Bardini in posizione di centrale difensivo, in verticale, un bel passaggio verticale per Wade, ancora Bardini, La Haye, di tacco serve il numero 7 Daniele Zegari, la conclusione. Nulla di fatto. Baron, Zannoni al centro, Garcia André, lo scambio, Garcia André ora su Baron, dall'altra parte il tiro di Baron, il gol della TM Gran Giorgione, il raddoppio della TM Gran Giorgione, il gol di Nicolò Baron. 6 minuti e 11 secondi giocati nel corso del primo tempo, TM in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Vettore e di Baron. Ora ci prova il Vicinalis, ma recupera sfera lo stesso Baron che palleggia in modo un po' buffo, poi aveva un tiro anche pericoloso, però un po' troppo largo rispetto alla porta difesa da De Crescenzo, Mesa De Crescenzo. Il controllo di La Haye che serve ma cade a terra il numero 11 Fatmir Osmani, il fischio dell'arbitro, il calcio di punizione a favore del Vicinalis, fallo dell'ATM, 2-2 la situazione falli sul tabellone, posizione laterale ma piuttosto ravvicinata. Vediamo se la formazione di Vazzola opterà per un tiro diretto verso la porta o molto più probabilmente per un passaggio centrale. Silenzio in campo, silenzio sugli spalti per questa palla importante del Vicinalis. Due uomini sulla sfera, uno si allarga, il tiro direttamente verso la porta di Fatmir Osmani, il tocco di Prosdocimi
il calcio d'angolo per la formazione ospite. Zigari fuori per il tiro alto, questa volta di Osmani, ha colpito troppo in avanti col corpo, il pallone si è impennato, è uscito nettamente sopra la traversa. Zannoni, servito ora Baron che prova la fuga, il pallone è ripreso e la grande intervento di Prosdocimi sul tiro a botta sicura di Zigari. Dopo aver perso palla, l'ATM ha donato, ha regalato un'occasione da gol per Zigari, ma ci ha messo veramente una pezza Davide Prosdocimi a parare questa situazione difficoltosa per la formazione di Thomas Bragagnolo. Ancora ci prova il Vicinalis, il contrasto, il pallone che rimane un po' sulla linea, poi esce fuori, la rimessa in gioco, il tiro al volo, si è coordinato bene il numero 10 Lahaye, ma il suo tiro è stato svirgolato, il pallone è terminato alto. Ora bisticcia con la sfera Ayub Tilal. Rimessa in gioco quindi del Vicinalis. L'ultimo tocco è di Baron, ancora una rimessa in gioco per gli ospiti di Vazzola. Servito ora Wade, cerca un'incursione Wade, c'è un fallo, il calcio di punizione ancora per il Vicinalis e il cartellino giallo per Steven Daniel Zannoni. Gli arbitri, ricordiamo, sono il signor Paolo Milardi di Pescara e Mirel Iordache di Vasto, al crono Matteo Fosser di Vicenza. Altro calcio di punizione, questa volta più all'indietro rispetto a prima. Esce Ayub Tilal che è un po' claudicante, probabilmente un po' di ghiaccio, speriamo sia solo una botta per il forte giocatore dell'ATM. Il pallone al centro, l'occasione per Lahaye di dare la stoccata decisiva, poi gli sfugge quell'occasione. Ora il pallone fuori, il tiro sempre da fuori area di Osmani, ancora una volta alto. Garcia André, servito Baron, la girata di Baron che va alla conclusione, la fuga solitaria, il passaggio a destra, il tiro alle stelle di Lahaye, bella fuga centrale di Wade che ha servito un pallone a Lahaye che l'ha mandato alle stelle. Garcia André, Baron, passaggio di Baron impreciso, ma Vettore riesce comunque a recuperare un buon pallone, una rimessa laterale, contrastando il suo avversario. Non è d'accordo probabilmente il numero 6 Wade, ma tant'è. La rimessa laterale proprio all'altezza della metà campo è della TM. Passaggio impreciso di Zannoni per Garcia André. Nuova rimessa in gioco del Miti Vicinalis, pallone che deve essere recuperato probabilmente dalla zona di entrata della TM Arena, scambio nella battuta della rimessa laterale, poi il controllo di Vettore di Suola, siamo nella metacampo della TM, perde pallone la TM, lo riconquista il Vicinalis che si propone con questa bella triangolazione, il pallone al centro, l'intervento difensivo di Zannoni, l'uscita di De Crescenzo, voleva colpire di testa, colpito da Vettore,
ma non c'è fallo e la rimessa in gioco è dell'ATM. Il passaggio di tacco di Baron non lo capisce Garcia André, il pallone sfugge fuori sul fondo, rimessa dal fondo, Wade porta su palla, si accentra un po', serve Thomasin, passaggio di Thomasin lungo la fascia, poi la Haie, tocco dell'ATM, rimessa laterale, Vicinalis in zona d'attacco sulla tre quarti, battuto con il pallone probabilmente in modo comunque irregolare, e il controfallo, cambio palla, batte ora la TM Gran Giorgione che riparte dalla propria difesa. De Vivo, Baron, intervento difensivo, controlla la sfera il Vicinalis, mantiene il possesso con la rimessa laterale, non è d'accordo Silva de Oliveira, ma l'ultimo tocco è stato proprio della TM. La Haie, Osmani, Wade, Thomasin, la Haie sulla fascia sinistra si accentra, serve Wade, ancora la Haie, dialogano i due, Thomasin, ancora servito Thomasin, Wade, Thomasin, manovra ampia della Vicinalis con il tentativo di passaggio di imbucata di la Haie che viene deviata in rimessa laterale. Da fuori Prosdocimi, ancora il tiro improvviso di Osmani, ancora una volta risolutivo Prosdocimi. Non era facile questa parata perché il tiro è stato improvviso e voleva probabilmente mirare il secondo palo. Intervento di Garcia André, difensivo. Ferma l'azione del Vicinalis che però avrà ancora la rimessa laterale a disposizione. 9:09 la conclusione del primo tempo, 2-0 per la TM Gran Giorgione, i gol di Vettore e di Baron per questo doppio vantaggio TM. C'è un altro fallo, un fallo di Silva de Oliveira, calcio di punizione per la TM, è il quarto fallo dei locali. La Haie, gioco con la sfera, non si fa ingannare Silva de Oliveira, Leonardo Silva de Oliveira, che mette fuori. Ancora la battuta la Haie, Victor La Haie, servito Fatmir Osmani. Ora Samuele Thomasin, passaggio di Thomasin, fuori misura. Rientra in campo Vettore, esce Baron. Garcia André, controllo di Vettore, un po' lungo ma efficace, poi manovra bene la TM con Vettore che si presenta solo al centro, riesce anche a vincere un contrasto, poi trova il portiere proprio sotto i suoi piedi prima che possa dare la stoccata decisiva. Grandissimo intercetto di Vettore che proverà ad andare al tiro, il tiro di Vettore, il gol di forza di Mattia Vettore, la sua doppietta personale, il 3-0 della TM Gran Giorgione, il gol di Mattia Vettore. Ha compiuto proprio una vera azione di forza, tecnica e forza in questo gol di Vettore, che poi ha infilato proprio all'altezza, proprio sotto la traversa.
il 3-0 per la formazione di casa. Gara in salita quindi per gli ospiti, ma manca tantissimo, 27 minuti e 44 secondi. Il bell'intervento di Wade, che recupera un pallone e si invola verso la porta, viene fermato all'indietro. Ora il tentativo di azione di Alessandro Bardini viene fermato a sua volta da Francesco De Vivo. C'è il time out chiamato dal Miti Vicinalis, 1 minuto di pausa. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo questa diretta sul nuovissimo canale YouTube Futsal Veneto TV. Iscrivetevi perché si potranno vedere molte gare da qui in avanti, già ce ne sono in archivio. Anche questa della 17ª giornata del campionato di Serie B Girone B tra la TM Gran Giorgione e la Miti Vicinalis. Pallone all'indietro per il portiere del Vicinalis. Ora è Perruzzetto che prova un'imbucata, viene fermata e la rimessa in gioco è della formazione di casa. Si porta alla battuta De Vivo. All'indietro Garcia André, vediamo se si accentra, sì, lo fa, il tiro di Garcia André, deviazione di schiena da parte di Osmani. C'è l'intervento dell'arbitro che decreta il calcio d'angolo quindi per la TM. Pronti all'esecuzione della formazione di casa, il tiro di Vettore che colpisce la traversa, il pallone non entra, batte fuori. C'è comunque un tocco del Vicinalis, pallone fuori, la botta al volo di Zannoni, altissima. Bardini, Osmani, dialogo a centrocampo della Miti Vicinalis, servito Perruzzetto, Bardini, ora Zigari, siamo nella fascia sinistra del campo, Bardini, prova da lungo Bardini, il pallone corre lungo la linea ma è uscita evidentemente perché c'è il fischio dell'arbitro. Ha fatto un bel percorso lungo la linea nera ma poi è uscita. Baron, il tentativo di passaggio di Baron per Vettore, l'intercetto da parte della difesa del Vicinalis, la rimessa laterale che sarà battuta dalla TM. 6-07 la conclusione del primo tempo, 3-0 per la TM grazie alla doppietta di Vettore che ha segnato il primo gol dopo pochi secondi e il terzo al 12esimo, in mezzo il gol di Baron, praticamente un gol ogni 6 minuti, a parte il primo appunto che si è sviluppato a inizio gara. Il tiro intanto di Garcia André, deviazione, calcio d'angolo, il pallone deve essere
recuperato dietro ai teli di protezione biancorossi della TM Arena. Pallone fuori, Garcia André cerca un lungolinea, il pallone non raggiunge Baron, ma c'è il tocco fuori, quindi ancora formazione di casa che manovra con Garcia André che fa una specie di slalom ben servito da Vettore, poi il pallone che danza in area, l'ultimo tocco di Garcia André, troppo lungo per Vettore che non può raggiungere questo pallone. Bella l'azione comunque della TM, anche nello stretto. Il passaggio fuori misura di Bardini, pallone sul fondo per la rimessa in gioco del capitano della TM Gran Giorgione, Davide Prosdocimi. Rasoterra con le mani naturalmente. Baron, bellissimo passaggio di Baron che pesca Silva de Oliveira, ora Zannoni, Silva de Oliveira, Zannoni, tentativo di passaggio per Vettore, poi recupera il pallone Bardini, ci mette una pezza Zannoni che in scivolata ferma il tiro di Bardini. Ancora Bardini che va alla stoccata, ancora Zannoni che si oppone mettendo in angolo. Buona la prova difensiva di Zannoni, soprattutto ha fermato almeno 4 tiri verso la porta del Vicinalis. Chiamato in causa Mesa De Crescenzo, il portiere della Miti Vicinalis. Pallone che esce, rimessa laterale a favore della Gran Giorgione che conduce 3-0. Nuova rimessa laterale della Gran Giorgione. Pallone corto, la botta da fuori area di De Oliveira, lo schiocco delle mani da parte di Mesa De Crescenzo che ha parato a piene mani questo tiro fortissimo. Bardini, il tiro di Bardini, ancora Zannoni, anzi De Oliveira che si oppone. Ora De Oliveira tocca la sfera per ultimo sul tentativo di allungo di Bardini. Pallone è messo lì, non lo aggancia il pivot del Vicinalis, nell'occasione Zigari, ma poi il pallone è sfilato verso Prosdocimi ed era pericoloso perché probabilmente il portiere della TM era coperto, ma molto attento ha fermato la sfera a terra. Ora si allarga per ricevere il pallone da rimessa laterale, servirlo corto per Zannoni, disimpegno complicato della TM con De Vivo che sbaglia un passaggio. Era stato molto bello comunque il disimpegno nella prima parte, poi il tocco di De Vivo fuori. Bardini, De Vivo recupera il pallone, si allunga De Vivo, Bardini si oppone, rimessa laterale, Vicinalis. Osmani, La Haie, Bardini, servito ancora La Haie che aspetta un po' troppo il pallone, su di lui si avventa Baron che ha la meglio soffiandogli il pallone, poi Zannoni fa toccare per ultimo a Zigari, guadagnando così di nuovo il possesso palla con la rimessa laterale. Si allarga ancora Prosdocimi, non è servito questa volta Prosdocimi. Sì. Silva de Oliveira, il pallone per Zannoni, il gran gol della TM Gran Giorgione, il passaggio lungo dalle retrovie, la splendida girata e il gol di Steven Zannoni, 4-0 TM.
Baron, viene fermato un giocatore della TM, ma l'arbitro lascia proseguire perché il pallone era tra i piedi di Baron. Si sbraccia Silva de Oliveira. Abbiamo assistito appena adesso al gran gol di Steven Daniel Zannoni, che ora però c'è un intervento difensivo che poteva essere pericoloso per Prosdocimi, che poi mette fuori, forse per liberarsi dalla tensione dovuta al fatto che un suo compagno di squadra gli ha praticamente tirato sotto porta. La Haie, Wade, rimessa in gioco TM, pallone recuperato nuovamente dalla formazione di Mister Thomas Bragagnolo, in piedi come anche Mister Emiliano Marin. Servisto Prosdocimi largo, poi serve sulla destra, pallone che si allarga ed esce fuori, pallone di Zannoni, ancora fresco di prodezza, un minuto fa, con un gol in girata bellissimo. Wade, è in possesso sfera Wade, ora è la Haie che si accentra, serve sulla sinistra e gran parata di Prosdocimi, il tiro di Osmani secco, anche se da notevole distanza, l'intervento ancora una volta di Prosdocimi che dice di no. Siamo quasi al termine del primo tempo, mancano 100 secondi al termine del primo tempo. Prima frazione sicuramente che ha visto prevalere la TM Gran Giorgione, sia in termini di realizzazioni. Ora c'è un altro tiro però dalla sinistra di La Haie, questa volta Prosdocimi non trattiene ma interviene efficacemente, salvando ancora una volta la propria porta. Dicevamo, primo tempo prevalso della TM Gran Giorgione, che non solo in termini di gol ma anche di azioni e di recuperi difensivi si può dire che ha prevalso in questa prima frazione. Franceschini, La Haie, ancora La Haie, Wade, cambia fronte Wade dall'altra parte per Osmani, un minuto al termine del primo tempo. Wade, pallone sulla sinistra per La Haie, su di lui Garcia André in una posizione difensiva molto concentrata, diciamo così. Vettore recupera il pallone, fa un tunnel a Wadu, protegge il pallone con il corpo Zannoni, ma Wadu gli soffia la sfera, Zannoni reclama il fallo, non c'è fallo, il tiro di Wade, il pallone che esce di poco, azione caparbia di Modou Wade, che prima recupera un pallone di forza su Zannoni, nonostante il fisico più esile. Ora c'è ancora un tiro di Wade toccato da Zannoni, calcio d'angolo, finisce in avanti il primo tempo il Miti Vicinalis. Fuori per Osmani, al limite dell'area per La Haie, poi Wadu, ecco Wadu che prova a pescare un compagno, poi un altro tiro da fuori di La Haie e ancora un tocco di Prosdocimi per la nuova palla inattiva, il nuovo calcio d'angolo. Wadu fuori per Osmani, ancora Prosdocimi con due mani, concentratissimo il capitano della TM Davide Prosdocimi.
pallone ancora fuori, un secondo, il tiro da fuori, il tocco di De Vivo, pallone che termina in rimessa laterale, ma prima c'è il doppio suono, il doppio fischio degli arbitri, si va al riposo sul risultato di TM4 Miti Vicinalis 0, a tra poco per il secondo tempo.
Sta per avere inizio al TM Arena di Tombolo il secondo tempo dell'incontro valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B, Girone B. Il secondo tempo della partita tra il TM Gran Giorgione, che conduce 4-0 sugli ospiti della Miti Vicinalis. È iniziato in questo momento il secondo tempo. Subito un recupero palla da parte del Vicinalis, che ha tutto l'interesse ad accelerare i ritmi naturalmente. Ecco in possesso palla la Haie, ora Osmani, ancora la Haie, all'indietro, poi servito Wade, la Haie, Wade, dialogano i 2-4 Franceschini. La Haie a lungo sulla sinistra di La Haie, il tentativo di passaggio al centro, l'intervento di Zannoni che gli ferma l'azione. Per questa rimessa il tiro da fuori e la doppia parata di Prosdocimi, prima sul calcio d'angolo, ha deviato, il pallone è schizzato fuori, il tiro del numero 11 Osmani, la nuova parata di Prosdocimi. Doppio intervento quindi per il portierone della TM Gran Giorgione, in una ottima giornata fino a questo momento, compiuto interventi decisivi nel primo tempo, porta inviolata. L'allungo è il tiro di Franceschini, Riccardo Franceschini, che ha dribblato mezzo dribbling sul suo avversario, è andato al tiro troppo stretto vicino al primo palo. Il colpo di testa di Garcia André è avvenuto quando il pallone era già fuori per la nuova rimessa in gioco Vicinalis. Il tiro da fuori di Mancino di La Haie, il tentativo di colpo di tacco di Wade, occasione per la Vicinalis. Se Wade colpiva quel pallone poteva sicuramente far male, ma non l'ha colpito e riprende il gioco con la TM. Troppo forte il passaggio per Vettore, difficile il suo controllo. Sfera che rimane ancora in possesso del Vicinalis, con la conclusione di Franceschini, la parata a piene mani di Prosdocimi, pressa il Vicinalis, sfugge Vettore, allunga Vettore, prova a dare sulla destra a Baron, interviene Wadu che dà per il numero 4 Franceschini il palo pieno colpito da Riccardo Franceschini. Bella azione della Vicinalis con la fuga centrale di Wade, non nuovo a questa soluzione offensiva. Il passaggio e il tiro che ha colpito il palo. Garcia André, lungolinea, Zannoni, Baron, Oliveira, Silva de Oliveira, Zannoni, Garcia André, fraseggio della TM, l'ultimo passaggio di Baron va direttamente sul fondo. Trascorsi quasi 3 minuti nel corso della ripresa, il risultato è quello del primo tempo, 4-0 per la TM, con il Vicinalis comunque che sta cercando di affondare in colpi. Finora un paio di occasioni, un'occasione sotto porta per Wade e un palo colpito da Franceschini dopo un'azione centrale dello stesso Wade. Il lungo lancio di Zannoni, irraggiungibile per chiunque, sul fondo.
La Haie recupera palla alla TM, Baron, Garcia André di tacco per Baron, controlla la sfera Baron, serve Silva de Oliveira, ancora Baron, Garcia André, manovra della propria metà campo, la TM, buon fraseggio, serie di passaggi precisi, anche questo di Baron di tacco, poi l'intervento di La Haie, il recupero palla con personalità di Zannoni, il tiro di Wade, ancora una parlata di Prosdocimi, gran tiro di Wade, Modou Wade, che ha nella fascia centrale trova il suo spazio preferito, è andato al tiro, ancora una volta si è opposto Davide Prosdocimi, controfallo, rimessa laterale battuta male, non seguendo le norme regolamentari, la sanzione è il cambio palla. Zannoni per Garcia André, che ha spazio, interviene dalle retrovie il numero 11 Osmani, gli soffia il pallone e lo mette fuori. Rimessa laterale dunque per la TM, si incarica della battuta Zannoni, all'indietro per Baron, Garcia André servito sulla sinistra, prova a servire velocemente al centro Silva de Oliveira, il pallone viene fermato, ancora Silva de Oliveira, Baron, bella azione con il tiro di Garcia André, bella azione in orizzontale della TM Gran Giorgione, il 5-0 della TM Gran Giorgione, il gol di Dioniso Garcia André, 5-0. Nel momento di maggior sforzo del Miti Vicinalis, con un inizio secondo tempo sicuramente propositivo, la stoccata di Garcia André per il vantaggio di 5 reti. Il primo gol della ripresa dopo il 4-0 del primo tempo. Wadu, La Haie, ben posizionata però la difesa della TM, servito Osmani, ora il tocco mancato da parte di Bettiol Celotti, Fabio Bettiol Celotti appena entrato, c'è sicuramente un'infrazione anche in questa situazione, un'infrazione da rimessa laterale, cambio palla, tocco corto, scivola al momento del tiro, sfortunato il numero 11 Fatmi Osmani e il suo tiro esce fuori direttamente in rimessa laterale. Vettore, il controllo di suola di Vettore, 2 su di lui, all'indietro, riparte con De Oliveira, Zannoni, Vettore, prova a partire Vettore, gli soffia il pallone Bettioli, il fallo di Silva De Oliveira, l'ammonizione per il numero 6 Leonardo Silva De Oliveira per il fallo commesso su Fabio Bettiol Celotti, calcio di punizione per il Miti Vicinalis. In precedenza è stato ammolito anche Steven Daniel Zannoni, ora la munizione di Silva De Oliveira.
E il calcio di punizione quindi per gli ospiti. Alla battuta numero 10 Victor Lahaye, lunga la rincorsa, c'è un giocatore però posizionato sul muro vicino ai cartelloni pubblicitari e infatti si occupa lui di questo tiro che ha il pallone al centro, intervento di piede di Prosdocimi, il pallone fuori, il tiro da fuori area di Osmani, ancora una volta alto, occasione Vicinalis con un tiro alto, il colpo di petto vigoroso di Vettore intenzionato a servire Silva de Oliveira, esce direttamente in rimessa laterale. Bardini, Guade, Bettiol, Celotti va al tiro, ancora una volta Prosdocimi aveva tutto lo spazio, Bettiol Celotti, ma Prosdocimi è stato molto bravo. Il tiro di Vettore che ha mirato il secondo palo, preso in controtempo il portiere del Miti Vicinalis, ora c'è un intervento un po' rude all'altezza della tre quarti, ma non c'è il fischio dell'arbitro. Il gioco è ripreso con una rimessa laterale. Dicevamo in precedenza sul tiro di Vettore, preso un po' in controtempo il portiere Diego Mesa De Crescenzo, ma con il piede di richiamo è riuscito a fermare la conclusione di Vettore, che voleva sicuramente sfiorare il palo opposto al portiere Zannoni di tacco per Vettore, palombella di Vettore da dimenticare in questo caso. Lahaye, Tommasin, l'allungo di Tommasin, si allunga però anche la sfera, nuova rimessa laterale, questa volta della TM. Prosdocimi aveva visto fuori dai pali il suo collega di reparto, ma non si è fatto ingannare, poi è andato al tiro Lahaye, Victor Lahaye, e il tiro ha sfiorato il palo, un'occasione quindi anche ancora una volta per il Miti Vicinalis, che però ancora non è riuscita a marcare. Ora c'è il fallo e la munizione per Lahaye. Calcio di punizione della TM, fallo su De Vivo, proprio sotto la panchina del Miti Vicinalis, formazione di Vazzola, TM Gran Giorgione, formazione di Castelfranco Veneto, quindi derby trevigiano. Che si gioca qui alla TM Arena di Tombolo e in diretta sul nuovissimo canale YouTube Futsal Veneto TV. La battuta del calcio di punizione di Zannoni, ancora col piede di richiamo. Mesa De Crescenzo riesce a mettere in angolo. 13-13 alla conclusione, 5-0 per la formazione di casa. Che va alla battuta dell'angolo con De Vivo, all'indietro per Zannoni, il colpo di Lahaye che poteva trasformarsi in un'autorete, ma è solo calcio d'angolo. Si riprende quindi da la situazione di 3 secondi fa. Zannoni, Vettore, Zannoni al centro, il tiro di Zannoni fermato, lotta sulla tre quarti offensiva della TM che esce col pallone tra i piedi, Vettore all'indietro per Prosdocimi. Il pressing del Miti Vicinalis ha fatto indietreggiare la TM, che comunque
ha un buon palleggio, poi il passaggio a rientrare per Vettore ha preso una direzione difficile da poter essere recuperata da Vettore. La Haie, passaggio in verticale per la nuova conclusione di Zigari, Daniele Zigari, troppo vicina al primo palo, fuori. Bella intenzione di Baron, intenzionato a servire Garcia André, che è partito anche con la volontà di recuperare quel pallone, poi si è fermato, ha visto che non poteva farcela. Bardini, gioco di gambe di Bardini e controlla Prosdocimi. Garcia André all'indietro per Zannoni, che si lamenta per il passaggio sbagliato. Zannoni, che ricordiamo nel primo tempo ha fatto un gol a dir poco strepitoso con una palla giunta dalle retrovie, un tiro al volo di prima intenzione dall'altezza dei 10 metri che si è insaccata per il gol numero 4 della TM Gran Giorgione. Si riprende col pallone che è uscito, quindi col pallone di inizio gara. Bardini, fermato da Zannoni, Garcia André, Baron, un passaggio per il numero 25 Massarotto, il tiro della formazione ospite, la parata ancora una volta di Prosdocimi. Lotta il nuovo entrato Gianmarco Massarotti, un classe 2006, 16 anni, fisico imponente, giovanissimo. Il passaggio di Bardini non viene controllato da Zigari, nulla di fatto per il Vicinalis. Baron in posizione di centrale difensivo sulla destra per Zannoni, servito il giovane Massarotto, pressato dall'avversario, poi Massarotto va a riconquistare, commette forse un fallo, c'è un giocatore a terra, probabilmente il pallone viene messo fuori, c'è prima il fischio dell'arbitro, ma Garcia André aveva tutta l'intenzione di mettere fuori il pallone per soccorrere Alessandro Bardini, che zoppica un po', si tocca la caviglia, poi sembra riprendere la sua posizione. Riparte quindi la TM, Baron, Garcia André di tacco per Baron, per Silva de Oliveira, Massarotto, battuta del messa laterale di Garcia André, pallone recuperato dalla Miti Vicinalis con Bardini che porta un po' a spasso il pallone, poi prova una bellissima fuga e serve al centro il numero 7 Zigari, ancora una volta Prosdocimi ci mette una pezza, grande azione però di Bardini che ha fatto danzare il pallone sulla linea, poi è messo al centro per Zigari, tiro parato, ancora Bardini, spostato questa volta dalla parte destra del campo. Zigari, Osmani, Bardini,
Tommasin, ancora Bardini, lungolinea, e la fuga di Garcia André, l'uscita del portiere che anticipa di un soffio Garcia André, poi la soluzione di Bardini con la scivolata di Zigari che non riesce a arpionare questa sfera e metterla in rete. Pallone quindi sul fondo con la TM che riprende il suo gioco. Massarotto, Garcia André in lotta tra due avversari. Massarotto va al contrasto, poi Bardini, il tiro di Bardini, il pallone per il numero 11 Osmani, un altro palo colpito da Miti Vicinalis che nel secondo tempo ha avuto alcune occasioni, due pali. Bel passaggio e il tentativo di pallonetto di Baron, il bel passaggio di Massarotto per Baron. Baron poi ha effettuato un pallonetto, ha provato a caricare il tiro ma non è riuscito ad effettuarlo. Garcia André, Silva de Oliveira, Prosdocimi, Garcia André, Baron, Silva de Oliveira, ancora Baron. E poi Baron mette direttamente dall'altra parte del campo, liberandosi per un attimo della pressione offensiva del Miti Vicinalis, dopo comunque un buon fraseggio difensivo della TM. Conclusione di Bardini. Murata, c'è il time out chiamato da mister Thomas Bragagnolo. 8:17 la conclusione, 5-0 TM Gran Giorgione, un minuto di pausa. Febbraio 2023, TM Arena, gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B, Girone B. TM Gran Giorgione, Miti Vicinalis, 5-0 il parziale a 8 dalla conclusione, e il Miti Vicinalis che prova ora con il portiere di movimento. Eccolo servito. Bardini prova a porgere un pallone al portiere di movimento, il numero 8 Mattia Casagrande, ma è troppo lungo. Controllo di vettore per Baron, largo per Zannoni, Baron, Garcia André, Zannoni, ancora Garcia André, servito all'indietro Baron. Il passaggio è a metà tra Vettore e Garcia André, riconquista la sfera al Miti Vicinalis che ci riprova con Mattia Casagrande con la maglia del power play. La Haie, Bardini, Baron va al contrasto di Bardini, la Haie è costretto a rincorrere la sfera, poi la mette in avanti per evitare guai peggiori. Pallone sul fondo, la rimessa in gioco sarà di Davide Prosdocimi. Già rimessa la sfera, Baron. Passaggio errato, il controllo si è allungato un po' troppo il pallone, Baron.
uomo in più ancora per il Miti Vicinalis. 6:36 la conclusione, non controlla Wade, ma l'ultimo tocco è della TM. Wade, Bardini, La Haye, chiama la giocata La Haye e prova la conclusione a sorpresa, ma non si fa sorprendere Prosdocimi. Ha provato una conclusione di punta sul secondo palo con un tiro improvviso, quando sembrava voler costruire un'azione con i suoi compagni. Tiro insidioso parato da Prosdocimi. Bardini, ancora La Haye, ecco servito il portiere di movimento che dà all'indietro, in agguato i giocatori della TM pronti a recuperare un pallone buono per poterlo tirare verso la porta vuota. Ora però rientra il portiere titolare, che uscirà di nuovo. Il tiro da fuori area del numero 11 Osmani, in tuffo, Prosdocimi mette in angolo. La Haye, Casagrande, La Haye, Bardini, dall'altra parte per Wadu, pallone sprecato, ma c'è il tocco e quindi la rimessa laterale. In zona d'attacco per il Vicinalis, La Haye porta avanti il pallone con la suola, va al tiro, ancora una volta Prosdocimi che ferma inizialmente il pallone, che si innalza, poi gli cade tra le braccia, prova la conclusione dalla propria porta, colpisce il tetto della TM Arena e per il momento il suo nome non è tra i marcatori. Tra i marcatori invece Vettore, Baron, ancora Vettore, Zannoni e Garcia Andrea. Su tutti il gol di Zannoni, molto bello, il quarto del primo tempo, una girata al volo da buona distanza dopo un passaggio ricevuto dalle retrovie. Bardini, ancora Bardini, lo pressa Baron, si libera velocemente della sfera e il tiro, azione, si fa male Prosdocimi, chiede il cambio subito. Cosa è successo lo capiremo tra poco, è uscito dalla propria area, è andato a contrastare il portiere di movimento del Miti Vicinalis, che poi è comunque andato al tiro fuori misura, ma è rimasto a terra Davide Prosdocimi. Passeggiatore della formazione di casa a soccorrere il portiere, anche oggi protagonista di una ottima gara. Si rialza Prosdocimi, zoppica, si tocca all'altezza della coscia e del ginocchio sinistro, costretto ad uscire sorretto dai suoi compagni di squadra. Le coccole per lui, speriamo non c'è niente di grave, perché anche oggi ha fatto una grande partita. Entra Guidolin, Mattia Guidolin, anche lui giovanissimo, classe 2003, entra tra i pali della TM. Naturalmente appena avremo notizie, comunque qualcosa che riguarda la gamba sinistra. Bardini, lungolinea, Wadu, Bardini, La Haye, costretto a indietreggiare ma elegantemente cerca di uscire, Vettore gli soffia il pallone con forza, dalle retrovie interviene Wadu a dare una mano a La Haye, che riparte per la nuova azione della Vicinalis. Ancora
un intervento di Zannoni che voleva andare al tiro, ha la difficoltà di girarsi, poi prova ad alzare la sfera e provare un tiro magari in rovesciata. Su di lui la guardia stretta, precisa di Wade non gli permette la conclusione, ma mette fuori per l'ATM. 4-0-4. Rientra a Casagrande, esce Mesa De Crescenzo, è entrato anche il numero 9 Tommasin, Bardini che serve sulla destra, ora di nuovo Tommasin sulla sinistra, Bardini verso Casagrande, ancora Casagrande dialoga con Bardini e poi Tommasin di nuovo, Wadu. C'è un fallo, c'è un fischio, c'è un fallo fischiato al Miti Vicinale, scalcio di punizione quindi per la TM Gran Giorgione con Guidolin che mette lungo sul fondo. Bardini e Tommasin passa davanti a Bardini ma non riceve palla per il momento, ora si allunga verso la linea di fondo, Bardini al tiro di Bardini, fuori misura ma Guidolin c'era. Silva De Oliveira, Zannoni, Baron, Zannoni, Vettore fermato per la maglia da Bardini, calcio di punizione. Un tocco impercettibile che però ha messo fuori uso momentaneamente Vettore, che ora riceve sfera. Serve lungolinea per Silva De Oliveira, recupera il pallone il Vicinalis e riparte per una nuova azione alla ricerca a questo punto del gol della bandiera. 5-0 sul tabellone, 2:32 la conclusione. Bardini e da fuori prova Tommasin, Guidolin pronto a due mani, Guidolin chiamato a sostituire l'infortunato, il capitano della TM Gran Giorgione, Davide Prosdocimi. Un nuovo tiro, Guidolin in due tempi con personalità va alla conclusione dalla propria porta, ci prova, sbaglia la misura, aveva calibrato bene il tiro che si è innalzato ma non ha toccato il soffitto del palazzetto e quindi era buono questo tiro ma fuori misura. Wadu, Tommasin, Wadu, Bardini, Wadu cerca di dare un pallone per Bardini, ora in avanti la TM Gran Giorgione, fermato Silva De Oliveira da Wadu che è dappertutto, buona prova per lui come pure per Bardini. Il risultato però sicuramente non soddisfa questi due giocatori della formazione di Vazzola. Si ripartirà quindi con un calcio d'angolo per il Miti Vicinalis. TM Gran Giorgione quindi che con questa vittoria ormai sicura sale a quota 15 in classifica, sicuramente guadagnerà delle buone posizioni perché ci sono degli scontri diretti lì nella parte un po' bassa della classifica. Vicinalis che rimane fanalino di coda a 8 punti, intanto c'è il gol del giovanissimo Gianmarco Massarotto che a 16 anni si prende il lusso di segnare un gol in Serie B, il gol di Gianmarco Massarotto.
6-0 qui alla TM Arena di Tombolo. Una vittoria netta con un primo tempo impeccabile della formazione di Thomas Bragagnolo. Nella ripresa più a gestire il risultato con il Vicinalis che ci ha provato, ha colpito anche 2 pali, ha effettuato numerosi tiri verso la porta, ben parati da Prosdocimi e poi successivamente da Guidolin. Quindi la TM ha pensato più a gestire il risultato per poi punzecchiare in ripartenza, e in questo caso con il gol del 16enne Massarotto, l'uscita di Guidolin che proprio non vuole saperne di concedere il gol della bandiera agli avversari, ci prova con una girata Casagrande ma sfiora il palo e c'è il gol della bandiera, il gol voluto e ottenuto da Osmani, il gol di Fatmir Osmani, 6-1 a 26 dalla conclusione, 26 secondi. Si può dire che questo gol della bandiera è meritato per la formazione di Vazzola, che nel secondo tempo specialmente ha lottato per cercare di recuperare il risultato. Guidolin si oppone ancora una volta a Bardini, ancora Bardini, Guidolin si oppone nuovamente, ancora Bardini, si oppone questa volta Massarotto, ancora da fuori un tiro, nuova opposizione, il fischio della Serena. Termina la gara con una serie di tiri simili a fuochi d'artificio della Miti Vicinalis. Vince però la TM Gran Giorgione nettamente 6-1 per questa gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B Girone B. Vittoria della TM Gran Giorgione che quindi risale in classifica. La gara è stata trasmessa sul nuovissimo canale YouTube Futsal Veneto TV. Vi diamo appuntamento alla prossima sfida e qui da Tombolo è tutto, ringraziando Dominique Zanettin, Michele Di Giambattista e un caro saluto da Enrico Guidotti. Buon futsal a tutti.